sono tanti ma non sono neanche pochi. Vuol dire percorso, vuol dire lavoro, vuol dire che ci sono delle persone che credono ancora nel territorio e vuol dire che le amministrazioni che si sono succedute negli anni hanno sempre avuto manforte da parte chi questa festa poi nel concreto la realizza, la mette in piedi. E quindi io direi per prima cosa di fare un applauso a tutti i volontari della nostra Proloco. La festa del mandorlato è la festa che rappresenta una comunità, non solo un prodotto. Infatti dico sempre che Cologna e mandorlato sono sinonimi. Rappresentano per me anche qualcosa di più, diceva Francesca, un po' di identità. In effetti io vedo così il carattere del mandorlato che può sembrare duro, d'impatto, poi quando lo si conosce, lo si assapora, se ne scopre una fragranza dolce e che resta. E io credo che rappresenti, spero che rappresenti un po' i colognesi. Porto il saluto della Proloco a voi tutti. Sinceramente vi avevo preparato un discorso, non ci riesco, sono proprio emozionata. Dopo ore, mesi di lavoro con i produttori, con noi volontariato per preparare una festa che sarebbe stata veramente oggi grande, invece anche il testo. Io vorrei un attimo a mano chiamare, se è possibile, posso chiamare Bruna Agostini, che è la nostra presidente provinciale, che quella è il nostro motore che ci provano sempre una parola a te. Aspetta, posso darle io una parola? Le chiamiamo ben volentieri qua perché poi ribadisco, come a Cologna, dappertutto il mondo del volontariato è quello che dà la realizzazione a questi meravigliosi eventi. Quindi anche Bruna li rappresenta a livello provinciale. Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità presenti. Come presidente provinciale porto il saluto di tutte le Proloco veronesi, ma ho avuto la delega anche dal presidente regionale di portare il suo saluto perché ieri e oggi è occupato a Roma perché stanno festeggiando i 60 anni di fondazione della Proloco nazionale. Come Proloco provinciale io sono orgogliosa di essere qui a Cologna Veneta, ma orgogliosa anche perché la festa del mandorlato ha avuto un riconoscimento non regionale, nazionale, come sagra di qualità. E non è da poco, perché sono poche le Proloco che riescono ad avere questo riconoscimento. Allora può scattare la Parliamo di 40 anni fa, dai. Perché abbiamo pensato a te. Perché quest'anno l'amministrazione comunale, invito qui Antonio Vedovato ad avvicinarsi a me, ha avuto così l'ardire di intitolare il proprio teatro ai fratelli Angelo e Gregorio Vedovato. Sono stati due musicisti importanti e nel segno di continuità culturale abbiamo pensato bene non magari a riferirci a figure generali ma a figure specifiche che però sono espressione di questo territorio. E allora il pensiero è corso alla musica e quando si parla di musica in provincia di Verona, il risultato è Cecilia Gaslia, sovrintendente della Fondazione Arena, soprano e molte altre cose. Io non voglio cuoca, insomma, proveremo magari. E quindi ci siamo sentiti così di invitati. Ringraziamo la Fondazione Arena che ci ha fatto pervenire a sua insaputa qualche pensiero. Ci scusiamo naturalmente con Cecilia, non siamo in un luogo adatto né per strumentazione per la tua voce, la tua carriera e queste immagini, ma spero ti abbiano dato qualcosa di emozionale. Antonio, prego, ci teneva la famiglia Vedovato a portare il saluto. Sì, perché l'occasione che sta intitolata il teatro dei fratelli, abbiamo
fatto un libretto della storia, della loro vita e di quello che hanno fatto in questo momento e anche nel periodo prima e anche dopo la guerra. Dice tutto. Grazie mille. Adesso è il vostro momento, cari produttori, e quindi chiamiamo qui Samantha. Manuel Scalzotto, sindaco di Colonia Veneta. Siamo arrivati alla 38esima edizione della Festa del Mandorlato. Una edizione che inauguriamo con grande piacere consegnando la medaglia d'oro di Colonia Veneta a Cecilia Gaslia, un'autorità nel mondo della cultura e della musica che ci ha così premiati con la sua presenza per una festa che rappresenta Colonia e secondo me i colognesi, mandorlato e Colonia sono sinonimi. Il mandorlato è un dolce un po' duro fuori d'apparenza, ma se poi lo assaggi, lo provi, che resta un qualcosa di dolce che ti porta a gioia. Siamo con Linda di Bertolini e Figli. Quali sono le novità che portate quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo creato un nuovo panettone al gusto Sacher, praticamente è un impasto al cioccolato con all'interno delle cremose albicocche. E com'è nata questa idea? È nata perché ogni tanto bisogna sempre rinnovarsi, fare cose nuove, e quindi abbiamo pensato di creare qualcosa di molto cioccolatoso. Avete già avuto qualche feedback da parte dei clienti? Sì, è uscito l'altro giorno, quindi ancora presto, però abbiamo visto un apprezzamento, una curiosità molto grande per questo tipo di panettone. Quest'anno tra le grandi novità c'è anche il villaggio di Natale. Sì, abbiamo creato questo villaggio per dare la possibilità alle persone tanto di sentirsi un po' più un ambiente più caloroso e poi per creare anche spazio per potersi muovere più liberamente, visto anche quello che è successo del Covid eccetera, per avere più spazio per muoversi e comprare con più tranquillità. Michela di Mandorlato Garzotto alla 38esima edizione della Festa del Mandorlato. 180 anni di storia. Sì, la nostra famiglia è tramandata la ricetta è tramandata da padre e figlio, quindi siamo la sesta generazione dei miei figli che stanno seguendo loro. Adesso ho una ragazza, una figlia che segue la produzione e una figlia che segue la parte, il negozio, insomma. E questa ricetta è nata proprio dalla famiglia Garzotto. La particolarità del nostro mandorlato è proprio la ricetta segreta della famiglia Garzotto, che è stata tramandata da padre e figlio. Avete dei prodotti nuovi per questa edizione della Festa del Mandorlato? Quest'anno abbiamo il cantuccio al mandorlato, che è un classico cantuccio con all'interno la granella del mandorlato, quindi rende il prodotto
molto saporito, con un gusto molto particolare. E come è nata questa idea? Così è nata da noi in famiglia, abbiamo cercato di capire cosa si poteva dare come novità quest'anno e abbiamo introdotto questo biscotto all'interno della nostra granella di mandorlato.